Il lupo e la caverna. C'era una volta una caverna dove viveva una piccola creatura che non usciva mai dalla caverna a causa di un lupo. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Chiedeva il lupo. Sono certo che saremo grandissimi amici. No, grazie. Replicava la piccola creatura. Io ho già 2 amici. Così la piccola creatura rimaneva dentro. Il lupo ritornava giorno dopo giorno. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Immagino che tu sia davvero annoiata lì dentro, stretta stretta nella tua caverna. No, grazie. Solo le creature noiose si annoiano. Così la piccola creatura rimaneva dentro. Il lupo non si allontanava mai, nemmeno per andare a dormire. La piccola creatura non usciva mai, non voleva salire su un albero, o giocare a palla, o raccogliere fiori, e non voleva assolutamente dar da mangiare agli uccelli. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Chiese un giorno il lupo spazientito. Comincio ad essere affamato adesso, voglio dire, e tu dovresti essere affamata adesso. La piccola creatura annusò l'aria. Ora che lo dici, sono un pochino affamato. Bene, ho qui la ciambella più gustosa che c'è, tutta per te. Perché non esci a prenderla? Ma la ciambella ha gli zuccherini sopra? Certo! Ed ecco che con una stirata e una strisciata la piccola creatura uscì a giocare. Adoro le ciambelle! Ma sono ancora un po' affamato. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Sono certo che saremo grandissimi amici.